Adria celebra oggi, 8 marzo 2026, un traguardo straordinario, i 110 anni di Maria Pregnolato. Oggi tra le 20 persone più anziane d'Italia e attualmente la donna più longeva del Veneto. Una vita lunga oltre un secolo, attraversata da eventi storici e prove durissime, che racconta una straordinaria storia di resilienza. Nata nel 1916 a Contarina, oggi Portoviro, Maria ha vissuto alcune delle pagine più drammatiche del Novecento. Ha superato 2 guerre mondiali, l'epidemia di spagnola, la malaria e persino la prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua giovinezza è stata segnata dal lavoro nei campi e nelle risaie del nord Italia. Nella sua lunga vita ha affrontato anche 2 alluvioni e più recentemente la pandemia di Covid. Su Facebook questa mattina mi viene fuori ricordi 109 anni, ho detto ma chi so ancora, visto che ci siamo dati appuntamento l'anno scorso, è contenta? È contenta? 110 anni. Contenta? Sì, no, non è contenta. Beh, penso sia la signora più longeva della nostra provincia, giusto? Perciò facciamo un bel applauso. E anche della regione del Veneto. Infatti il presidente Stefani ha mandato una bella lettera, va bene che la nostra direttrice ci leggerà, perché è un evento eccezionale, vuol dire che in CSA ad Adria si sta bene. Ok. Oggi si festeggia 110 anni di una signora che è da 30 anni nel vostro RSA. Sì. Questo cosa significa per voi operatrici, ma soprattutto anche per l'RSA di Adria? Beh, è un traguardo importante per la signora, ma anche per noi, perché ci fa compagnia da 30 anni, quindi da 30 anni abbiamo visto il suo cambiamento nel tempo e l'abbiamo accolta 30 anni fa, quando magari aveva certe competenze che ora non ha più, però in questo tempo le abbiamo fatto compagnia, anche perché i familiari sono lontani, la figlia è mancata da diverso tempo, quindi siamo stati un po' la sua famiglia, soprattutto gli operatori del reparto. Ecco, un esempio di resilienza, come ha detto il sindaco Barbuiani, ed è anche uno fiore all'occhiello per un RSA che ha la signora più anziana del Veneto in questo momento, o sbaglio? No, non sbaglia, decisamente è un fiore all'occhiello per la nostra struttura, perché ci rende orgogliosi di avere un'anziana così anziana, la più anziana del Veneto, come ha detto lei. Tra l'altro è una donna e in questo centro servizi lavorano prevalentemente donne e festeggia il suo compleanno, i suoi 110 anni, questo traguardo, proprio nel giorno della festa della donna, per cui è un connubio perfetto.